oggi Reggio sentiamo che è molto presente. Prego, la domanda. Allora volevo fare una domanda al Presidente. Ecco, allora noi apprezziamo l'impegno per la riorganizzazione della sanità, però ovviamente vogliamo curarci in Calabria ed essere sicuri. C'è un ritardo ormai di decenni, cioè si può ancora sperare. Inoltre finalmente avremo i 4 nuovi ospedali. Lui è stato molto bravo perché ha trovato i soldi, finalmente abbiamo ottenuto anche una credibilità a Roma e per questo siamo molto contenti, ma possiamo realmente stare tranquilli che questi ospedali avranno nuovi servizi e nuove tecnologie? Grazie. Grazie. Prego Presidente. Un'altra, sì, pronto? È caduta la linea, prego. Posso? Prego, sì. Allora, quella delle malattie rare ovviamente sì. È un tema che va trattato giustamente, come dice la signora che è intervenuta direttamente, insomma, attraverso un dialogo tra di noi, anche per capire bene questa malattia come diciamo così, possa rientrare tra queste malattie e quindi avere il riconoscimento. I costi della politica, francamente, io sono molto d'accordo, nel senso che un primo tassello è legato, diciamo così, agli enti subregionali. Anche la Regione ha tutta una serie di fondazioni e di enti che dovrebbero assolvere una serie di compiti. E allora qual è la filosofia che dovrebbe guidare la nostra azione? O riduciamo i dipartimenti della Regione e queste società diventano enti attuatori di gestione, veri e propri enti di gestione, oppure semplifichiamo queste realtà, ed è quello che stiamo cercando di fare. Anche ieri mattina abbiamo fatto l'ennesima riunione perché l'incontro di Camigliatello è servito a questo, a chiarire in maniera netta che noi dobbiamo, sotto questo punto di vista, riformare la Regione, rifondare la Regione. E quindi lo dobbiamo fare attraverso anche un nuovo assetto, e gli enti fanno parte di questa strategia. Non possiamo non condividere questa idea, cioè noi non possiamo avere 5 aree di sviluppo industriale che nella stragrande maggioranza dei casi... Ma lei le conosce l'area industriale della Calabria, Presidente? La visitate? Sì, conosco, non la sa la situazione qual è? Conosco la situazione, conosco i bilanci, conosco i disagi, e quando trovo che un direttore generale di un ente prenda più del Presidente della Regione, che ci mette la faccia ogni giorno, che è eletto dal popolo e che quindi rischia in prima persona su tutte le scelte, mi pare di capire che qualcosa non funziona. Ma non è sui tetti, è sull'insieme. Non servono più 5 aree di sviluppo industriali, non servono più 5 ATERP, non servono più, come non sono servite, e quindi oggi non c'è più, i famosi ambiti territoriali ottimali, quindi ATO. Ci sono tutta una serie di sigle e di enti che devono essere superati. Uno fra questi, ad esempio, l'impegno che noi stiamo mettendo per ridurre diciamo così, il tema dell'AFOR, quindi creare questa nuova agenzia, questa nuova azienda, questa nuova idea che stiamo mettendo in campo. AFOR che accomuna le comunità montane e tutta una serie di altre funzioni. Cioè oggi io continuo anche a sostenere che mettere tanta gente all'interno di questi luoghi e di queste realtà e cercare, diciamo così, di fornire risposte non ha funzionato, e quindi va stravolto il sistema, va riorganizzata la Regione. Oggi siamo in un momento talmente critico che noi non possiamo non recepire questa idea di riorganizzazione, anzi questa può essere l'occasione storica, se ben compresa anche dalla minoranza, non soltanto che è il compito di governare, che non c'è spazio per creare situazioni che non producono effetti positivi sul territorio calabrese. Quindi dobbiamo avere il coraggio di mettere in campo tutti quegli strumenti e quelle idee in grado di, da una parte, recuperare risorse, che è un bene perché comunque servono per il bilancio regionale, e dall'altra una riorganizzazione che sia funzionale agli obiettivi, e quindi non avere luoghi che diventano, diciamo così, enti morti
o comunque non in grado di affrontare i veri problemi. Però per quanto riguarda i politici, spesso che non vengono eletti, vengono sistemati, imposti. Questa è una risposta che si dà laddove ci sono le competenze. Io sono anche d'accordo, perché io comunque mi scendo in campo, do il mio contributo, poi se la professionalità mi aiuta e posso avere un ruolo, perché comunque è un modo per riconoscere un impegno, poi per carità ognuno può pensarla come ritiene, però non c'è nulla di grave se a questo si accompagna l'aspetto della professionalità e quindi della competenza. Evoli, Reggio Calabria. L'altra è il ritardo nella sanità, diciamo così, legata alle risposte che prima la signora che è intervenuta evidenziava. Io sono in attesa, diciamo così, di questa notifica che è prossima, sembra, di riconferma del commissario per l'emergenza sanitaria. E quindi non ho potuto avviare le procedure per quanto riguarda intanto i 2 ospedali, ma speriamo addirittura d'arrivo, significa che si potrà andare a valutare a brevissimo i progetti. Queste 4 strutture nuove, compresa Catanzaro, danno sicuramente un segnale anche qui di novità, perché andiamo a realizzare strutture che sono al passo con i tempi, in termini ovviamente strutturali, e in termini anche di quelle che saranno poi le attrezzature, le strumentazioni che saranno date all'interno. Nessuno si illuda che noi possiamo cambiare la sanità, come ha detto molto bene la ragazza, la signora che è intervenuta, attraverso lo strumento, diciamo così, dall'oggi al domani, perché comunque non possiamo, come ha detto lei, 30 anni, diciamo così, di malasanità o comunque di difficoltà di una sanità gestita male, non possiamo pensare di recuperare nel breve periodo. Però io credo che ci siano dei segnali che sono molto confortanti, che sono proprio rappresentano il significato di questa nuova idea di sanità, che a mio giudizio riesce a penetrare e che incomincia a dare dei risultati. Faccio una precisazione. Questa mattina abbiamo fatto riunione con le strutture sociosanitarie della Calabria. Sì. Per intenderci le RSA, quindi le case protette e così via, Villa Betania, per dire tutte le altre realtà. Abbiamo fatto riunione e loro avevano fatto un documento corposo qualche settimana fa. Io ho fatto 3 riunioni all'interno degli uffici con i nostri per cercare di capire come procedere rispetto a un tema serio, perché qui ci sono 4.500 posti di lavoro e ho ricevuto qualche messaggio, qualche mail, qualche comunicazione, qualche incontro. A proposito, Madonna della Catena, mi hanno pregato altri 180 famiglie di Cilino. E lì stiamo lavorando. State lavorando? Abbiamo incontrato, stiamo lavorando per vedere la questione della BDE, cioè di questo vecchio credito che vanta. E lì manca una successiva delibera che ho pregato il direttore generale di farsene carico e di darci una risposta in modo da poter saldare quest'altro debito. Allora io cosa ho detto? Qui siamo in una situazione in cui il bilancio non ci consente di avere tutte le risorse necessarie per coprire quelle che sono le spese del servizio sociosanitario e quindi socioassistenziale d'altra parte. Però cosa abbiamo fatto oggi? Abbiamo chiamato l'interlocutore e abbiamo detto: c'è un comunicato stampa, credo, sarà in circuito già, noi siamo in grado di mettere in campo da qui a metà aprile, fine aprile, qualcosa come 75 milioni di euro che saranno distribuite dalle ASP sulle varie province e poi dall'assessorato ai servizi sociali. Capirete bene che 75 milioni di euro sono complessivamente, in un vaga e una approssimativa, diciamo così, valutazione, qualcosa come 4-5 mensilità, cioè significa che noi andiamo a colmare un buco importante e quindi a pagare, a chiudere laddove serve il 2010 e a chiudere, come spesso in queste circostanze 8 mesi di ritardo, accadrà il 2011. Perfetto. Cioè quindi andiamo a dare le risposte agli imprenditori, che sono importanti, andiamo a dare risposte a migliaia di famiglie. Perfetto. Allora questo è un senso di responsabilità. E ho detto: voi pensate che questo sia accaduto perché noi comunque adesso abbiamo trovato i soldi? Noi siamo aiutati nel reperimento delle risorse dalla buona condotta, dalla buona azione del risanamento della sanità calabrese, perché i 220 milioni di euro serviranno per andare a fare anche queste operazioni. Perfetto. E quindi saranno un valore aggiunto a quello che è ovviamente il problema
della carenza di risorse. Quando metti sul circuito, come abbiamo fatto, e lo scriveva l'assessore Mancini le settimane scorse, dai primi di gennaio, non so se 300 milioni di euro sulla sanità, più questi altri 300 che arriveranno da qui a fine aprile, e capiamo molto bene che qui ci sono risorse per i dipendenti, per i fornitori, per tutti coloro che erano servizi, per le cliniche private, quindi c'è un sistema che ci aiuta, e ci aiuta a recuperare che cosa? Anche la credibilità interna e la passione di ognuno che dice riesco ad avere le risorse e a poter fare gli investimenti, ma è anche un modo per lavorare tutti quanti con maggiore entusiasmo e con maggiore partecipazione. Grazie. Volevo rispondere sulla sanità, quindi, perché sennò la risposta è parziale. Credo che poi alla fine tutto questo sia uno strumento che ci aiuti nel tempo a incominciare a dare dei segnali importanti. Alcuni segnali li stiamo fornendo. Abbiamo questa gara, ad esempio, degli hub che ha fatto l'ospedale di Catanzaro attraverso il direttore generale del Garizzo, ma che riguarda i 3 grandi hub calabresi, dove tra Catanzaro, Cosenza e Reggio, in questa circostanza, i 3 hub, ci saranno strumentazioni e quindi tecnologie che verranno messe in campo e che serviranno a dare una risposta importante. Parliamo della PET, parliamo di tutta una serie di risonanza magnetica, cioè parliamo di strumentazioni che ovviamente aiuteranno ancora il problema della nostra terra. E allora qui il gioco di squadra è fondamentale, perché il vero grande colpo di reni lo possono dare soltanto lei lo sa che, scusi che la interrompo, fino al 2006-2007 qui avevamo la PET, non si sapeva usare, non si sapevano usare le macchine per poterla mettere in atto, perché i tecnici non erano adeguati e preparati, questa è la cosa grave. E io vorrei anche dire che giorno 27, lo avevo annunciato la settimana scorsa, giorno 27 proprio a Catanzaro terremo una conferenza stampa alla presenza del direttore generale del Bambin Gesù Profiti, perché il Bambin Gesù, insieme alla Regione Calabria, con l'azienda ospedaliera di Catanzaro, lancia il progetto di un reparto per la chirurgia appunto rivolta ai bambini. Quindi facciamo un protocollo d'intesa che ci consente di aprire una realtà collegata al Bambin Gesù in Calabria. Questo significa che noi abbiamo un costo per quanto riguarda i bambini, quindi la pediatria che si aggira di immigrazione sanitaria di circa 8 milioni e mezzo, e noi contiamo nel giro soltanto di un anno di abbattere di almeno il 40%. Perfetto. Questo significa che stiamo pensando alla nuova sanità. Questo significa che nei giorni scorsi a Reggio Calabria, sabato mattina, con l'impegno del professore Zoccale, che è il primario del reparto, insieme al direttore generale Bellinvia, abbiamo presentato il progetto che partirà da qui a qualche settimana. Noi a Reggio Calabria abbiamo 36 pazienti dializzati che la mattina, 3 volte alla settimana, prendono il pullman alle 4 di mattina e si trasferiscono a Messina. L'abbiamo detto in trasmissione, l'hanno raccontato qui in diretta. E quindi oggi abbiamo la possibilità finalmente, tra qualche mese, un mese, insomma il tempo necessario per attivare tutte le procedure, si sta lavorando, 16 persone di queste 36 potranno restare in città. Perfetto. E quindi risparmieremo 500.000 euro di risorse che andavano alla regione siciliana. Allora, se noi avremo la possibilità, se ci sarà data la possibilità di lavorare, io credo che tanti risultati noi riusciremo ad acquisire, e quindi chiediamo sempre di più il conforto e il sostegno. Presidente, io non l'ho interrotto per niente, perché giustamente doveva dare un attimo una risposta molto ampia al problema legato alla sanità, però adesso in maniera più sintetica le risposte, perché sono tante le telefonate. Pronto? Sì, pronto, buon pomeriggio, sono Francesca Gota, non chiamo da Crotone. Buon pomeriggio a lei, tutta Crotone, prego signora. Una domanda per il Presidente. Prego. Presidente, come giunta regionale avete previsto la realizzazione di nuovi porti, e questo è importante per la Calabria perché noi abbiamo bisogno di turismo. Volevo sapere che tempi ci sono per realizzarli? Grazie. Pronto? Le volevo chiedere una cosa, lei pensa che... è sempre la stessa? È un anno? No. Pronto? Prego, chi è signora? Sono Caligiurianna, della provincia di Crotone. Ah, ma non è, era prima Crotone e provincia, quindi quale paese signora? Chiamo da Verzino. Verzino, prego.